Persegui sul filo dell'onda, radio nostra che accende la sonda, polpa dolce che sembra un bacio, nocciolo duro diritto in faccia. C'è Davide che incastra le frasi, fa domande che pungono quasi. Roberto rilancia, sorride, scava sotto le frasi tranquille. E alla regia c'è Gianluigi che sorveglia i respiri e i litigi. Un pulsante silenzio sospeso, un sorriso ed è fuoco acceso. Persegui, metti a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Persegui, che ti prende per la giacca, ti fa ridere e poi spiazza qui su Radio Nostra. Eccoci. Eccoci nuovamente, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Nostra e benvenuti a un nuovo appuntamento con Persegui, il programma dove le domande sono dolci come una pesca, ma col nocciolo bello duro. Il nostro ospite di oggi è una persona che ha scelto di dedicare tempo ed energia alla propria comunità, partendo dalle cose concrete, le strade che si percorrono ogni giorno, gli spazi pubblici, i servizi, la qualità della vita di un quartiere. Ci spostiamo a San Donà di Piave, nel cuore del borgo Ina, una realtà che per molti rappresenta molto più di un semplice quartiere. È un pezzo di storia della città, un luogo fatto di relazioni, memoria e senso di appartenenza. Negli ultimi anni, proprio da qui è nato un percorso di partecipazione che ha portato alcuni cittadini a organizzarsi, confrontarsi e chiedere di avere un ruolo più attivo nelle decisioni che riguardano il territorio. Un'esperienza che pone una domanda interessante: dove finisce la cittadinanza attiva e dove inizia la politica? Oppure le due cose possono e devono camminare insieme? Questa sera parleremo di partecipazione e di amministrazione locale, del rapporto tra cittadini e istituzioni, delle sfide che attendono San Donà di Piave e del valore dell'impegno civico in un tempo in cui troppo spesso si dice che la gente non partecipa più. È con noi a Persegui Riccardo Triolo. Buonasera Riccardo. E buonasera a tutti, grazie dell'invito. Ciao Riccardo, benvenuto. Partiamo subito da te. Ci spiegheresti chi sei e qual è stato il percorso che ti ha portato a interessarti così da vicino del Borgo Ina? Sì, certamente. Allora, io sono un semplice cittadino, sono un cittadino attivo e niente, la mia scelta, la nostra scelta, la scelta di parte dei residenti qui del Borgo Ina di San Donà di Piave è stata quella di sperimentare una forma di, diciamo, vita consociata, di welfare comune, condiviso, e dunque partiamo da qui. Io sono un semplice cittadino attivo nella vita, sono un insegnante e nella pratica quotidiana, appunto, mi definisco un cittadino attivo. Riccardo, quando nasce l'idea del comitato Borgo Ina, c'è stato un episodio preciso che ti ha dato là il bisogno di organizzarsi? Sì, allora, c'è stato un episodio, ma, prima ancora c'è stata una consapevolezza, la consapevolezza di dover passare dai fatti, ecco, ineluttabili che accadono nelle nostre comunità, nelle nostre città, a degli atti di responsabilità. Di smettere quindi di essere dei cittadini passivi e di diventare dei costruttori di comunità. Questo è un po' il brodo di coltura della nostra idea di borgo partecipato. E da dove nasce? Nasce innanzitutto dall'architettura, perché l'architettura crea comportamenti, l'architettura in a casa, che tutti voi conoscerete come piano di edilizia pubblica, il più grande piano di edilizia pubblica nazionale, studiato anche all'estero, e poco valorizzato nei nostri territori e poco valorizzato anche qui nella mia città.
offre ai residenti spazi comuni. Le case si affacciano l'una sull'altra. Le strade sono dei vicoli e al centro del nostro borgo, come di altri quartieri che sono costruiti sempre in delle zone, diciamo, delle enclave all'interno del tessuto urbano, c'è uno spazio comune. Il nostro è un parco che ha la funzione di vera e propria piazza, ed è proprio da lì che già nell'estate del 2023 qualche residente che condivideva appunto la stessa esigenza di passare appunto ad una forma di vita più attiva civicamente, aveva brindato con noi all'idea, all'ipotesi di far nascere qualcosa di strutturato, di più strutturato, anche se non troppo strutturato. Quindi questa è stata un po' la nostra storia, la nostra provenienza, che parte dall'architettura per arrivare poi ad un atto di presa di responsabilità. Un episodio in particolare, ecco, direi non proprio, ecco, c'è stata una serie di episodi che attengono allo sviluppo naturale della città. Ecco, il nostro quartiere è un quartiere prossimo al centro e ad alcuni spazi commerciali, dunque è diventato anche zona di transito e dunque anche di frequentazioni le più diverse, e alcuni cittadini hanno all'inizio così lamentato un problema di sicurezza, che è un termine abusato e piuttosto ricattatorio. Abbiamo cercato di capire un po' più a fondo cosa volesse dire, quale fosse appunto il tema della sicurezza percepita, e abbiamo compreso che di fatto si è più sicuri quando si è più felici, e quindi Quindi, abbiamo cominciato a darci un po' da fare per diventare più felici. quindi posso benissimo dire che siete una comunità di tutti gli effetti, una comunità non a sé stante, però una comunità. La comunità si crea, non si dà, ma si crea, e a piccoli passi e con azioni che hanno a che vedere con diciamo, l'adesione stretta ai bisogni della comunità, che non sono solo bisogni fisici, sono dei bisogni anche sociali, ricreativi, culturali, che vanno interpretati ed orientati per diventare azione, no? Per cui noi stiamo di fatto cementando una comunità, ecco, più che prendere atto di una comunità che già sussisteva. In effetti c'erano dei prodromi di comunità, siamo una comunità che si sta creando, si sta dando alla città. Riccardo, prima dicevi del progetto di edilizia pubblica INA. Ci spiegheresti un po', magari per chi non lo sa, di cosa si tratta? E invece, tornando al quartiere di San Donà, proprio al borgo INA di San Donà, c'è un qualcosa che lo rende unico rispetto ad altri quartieri? Sì, allora, dunque, il grande progetto di edilizia pubblica in a casa nasce con il piano Fanfani, con il secondo dopoguerra, ed è un progetto ispirato a idee del cattolicesimo sociale, che appunto metteva al centro, ecco, i bisogni della persona, intesi non soltanto come bisogni fisici, ma anche come bisogni, come dicevo prima, culturali e spirituali. Questo per darne un attimo una cornice ideologica. Poi chiaramente Fanfani ha fatto anche altre cose nella sua vita politica, magari meno orientate, ecco, al bisogno della persona, e più orientate invece all'ideologia di una certa parte della democrazia cristiana del tempo. Ma di sicuro ha dato avvio ad un progetto di grande innovazione, innanzitutto perché è un progetto di edilizia pubblica che era in capo al Ministero del Lavoro, il cui obiettivo dunque era non solo quello di dare un alloggio, una residenza, ma anche quello di costruire lavoro. Era un progetto che viveva di una certa idea di corporativismo, che però viene interpretata in una chiave chiaramente molto distante e direi opposta a quella che invece perseguiva il regime fascista, e quindi unisce le maestranze
diciamo, ai lavoratori, agli operai in una diciamo, veste di recupero proprio sociale e di costruzione di quartieri vivibili. I quartieri in a casa sono quartieri che hanno una matrice comune, anche stilistica, sono quartieri che vivono appunto, che vengono intanto costruiti in zone, diciamo, interne al tessuto urbano, più grandi o più piccole, e hanno le unità abitative hanno alcune linee progettuali stabilite a monte, che sono appunto l'idea di spazi razionali che dovessero appunto servire alla vita dei cittadini con dignità, le famose maioliche che rappresentano appunto o ciascuna la particolarità dei luoghi in cui questi quartieri sono stati edificati, e poi anche i materiali, chiaramente, materiali costruttivi che dovevano essere attinenti al territorio. Dunque non troveremo cemento armato, ma troviamo mattoni facciavista e alcune delle pratiche costruttive tipiche dell'artigianato italiano, linee architettoniche pulite, antiretoriche e spazi comuni condivisi, compresi gli orti, quindi degli orti urbani ante litteram. Quindi sono dei quartieri molto interessanti dal punto di vista architettonico, alcuni dei quali però hanno dato dei problemi nella misura in cui sono stati, diciamo, assegnati le unità abitative sono state assegnate solo ad una determinata fascia di popolazione. Hanno creato in alcune città più grandi di San Donà delle sacche vere e proprie di emarginazione. Nel nostro caso, invece, e rispondo alla tua seconda domanda, Davide, il nostro quartiere è invece un quartiere sì che è nato con case assegnate chiaramente a persone che ne facevano richiesta, quindi in regime di edilizia pubblica. Poi invece si è sviluppato perché i cittadini li hanno acquistati, li hanno acquisiti, e dunque è diventato di fatto un quartiere dove le utenze, diciamo, i cittadini sono di provenienza mista a livello sociale. Creare un comitato non è mai semplice, anzi, sempre complicato. Quali sono state le prime difficoltà che avete incontrato e che avete incontrato e dovuto risolvere? Guarda, allora la prima difficoltà, la più grande, è stata combattere la deresponsabilizzazione dei cittadini, che è dovuta ad una stratificazione di norme che allontana i cittadini dal bene pubblico. Quindi la prima azione è stata combattere questa stratificazione normativa e questa deresponsabilizzazione culturale. La nostra sfida è stata proprio quella di passare dall'idea del privato come fortino da difendere all'idea di bene comune da vivere e da abitare. Poi dal punto di vista normativo in realtà è semplice, e anzi invito chi ci ascolta a prendere esempio, se il nostro esempio può avere un valore, perché è un atto molto semplice quello di costruire un comitato civico, però può fare davvero la differenza, una differenza palpabile, tangibile. Dunque non è difficile, l'unica difficoltà è quella di superare appunto un atteggiamento passivo e di obbedienza alla normativa, di stretta obbedienza alla normativa. Poi noi ovviamente la normativa la rispettiamo, ma non possiamo partire dall'idea di essere soltanto dei soggetti normati. Dobbiamo anche imparare a prenderci gli spazi adeguandoci alle normative, ma bisogna avere l'iniziativa sugli spazi, non essere paralizzati da un apparato normativo che a volte allontana i cittadini dall'azione diretta. E invece, Riccardo, una cosa che ti ha sorpreso in positivo, c'è stata una risposta dei cittadini che non ti aspettavi? Ma io mi sorprendo ogni giorno. Dunque, i cittadini hanno risposto molto bene alla nostra passeggiata del maggio dello scorso anno, una passeggiata storica all'interno del quartiere, che abbiamo organizzato anche con un partner locale e che ha portato all'emersione della storia del nostro quartiere attraverso i documenti che sono stati, diciamo, portati alla luce e condivisi insieme ai visitatori di questo quartiere, ed è stata la prima volta che un quartiere di San Donà è stato visitato da 60 persone come se fosse un museo a cielo aperto. E questo mi ha molto sorpreso, perché di fatto i contenuti erano moltissimi
E poi mi sorprende ogni giorno quanto di fatto l'azione, che può sembrare piccola, è un'azione che ha una grandissima risonanza e fa davvero la differenza nella vita quotidiana. Noi, per esempio, oggi pomeriggio abbiamo inaugurato uno spazio di gioco per i bambini gestito da un nostro residente, che è un educatore sportivo ed è una persona ultra settantenne, e dunque abbiamo coniugato anche l'intergenerazionalità. È un signore che lavora tuttora, ma che vive la sua cosiddetta terza età in modo attivo, una persona straordinaria, Beppo Camillo, che sta tenendo i bambini per 3 giorni alla settimana per tutto il mese di giugno e tutto il mese di luglio. E numerose sono state le altre iniziative sorprendenti anche per partecipazione. Lo scorso anno abbiamo portato Italo Calvino e le sue città invisibili nel nostro parco, e abbiamo letto alcune pagine di Calvino cercando di capire quali connessioni potevano sussistere tra questo straordinario testo e un'idea di rigenerazione urbana che parte dal basso. E abbiamo trovato effettivamente motivo in questa iniziativa di crescita come comunità. E potrei fare anche altri esempi, ma direi che anche molti altri dovranno essere, ecco, avviati. Carlo, che tipo di persone fanno parte del comitato? È un gruppo omogeneo o rappresenta diverse anime del quartiere? Allora, il comitato è un gruppo eterogeneo, e dunque la nostra anagrafica va dagli anni 30 agli anni 80. E quindi insomma abbiamo davvero una intergenerazionalità. Abbiamo mantenuto sì una forma stabile di direttivo, chiaramente di assemblea dei soci, ma siamo molto duttili nelle assemblee, utilizziamo moltissimo i social per organizzare le nostre azioni e le nostre iniziative, e facciamo le nostre assemblee confrontandoci anche, ma sempre con molta flessibilità d'utilità, che direi che per questo tipo di organizzazioni è assolutamente indispensabile, altrimenti appunto si finisce per essere troppo normati e dunque la gente si allontana. E invece noi cerchiamo di unire ovviamente il rispetto della normativa ad una certa d'utilità, flessibilità che avvicina le persone. Riccardo, quali sono le priorità su cui state lavorando oggi come comitato? Ci hai parlato di alcuni eventi che avete già realizzato, ma c'è anche Sì. qualche, come dire, altra direttiva sulla quale state lavorando? Sì, allora a livello diciamo più generale, la nostra priorità è creare un welfare relazionale, cioè cementare la nostra comunità attraverso relazioni positive di vicinato e tra il nostro comitato e le altre realtà del territorio. Ad esempio, abbiamo stretto un patto, diciamo, per quanto non scritto, non normato, con un altro comitato che è nato in modo spontaneo e non si è, almeno non mi risulta ad oggi, formalizzato, ma che ha preso un po' spunto da noi, che è il comitato dei commercianti del quartiere San Pio X. Dunque il nostro borgo si è allargato in qualche modo, la nostra azione a comprendere anche quella che riguarda un po' il commercio di prossimità, che è un altro grande tema, no, dell'abitare e del vivere urbano oggi. I commercianti si sono appoggiati a noi e noi ci siamo appoggiati a loro. Questa è un'altra delle priorità: costruire reti, no? La stessa idea di città come luogo, come spazio di welfare relazionale, in cui il mutuo aiuto è di fatto l'unica norma non scritta che deve sussistere per poter essere appunto dei cittadini appagati e felici in una comunità che cresce. Per quanto riguarda invece le nostre priorità più stringenti, dunque quest'estate avremo sicuramente con un'associazione un'azione di presa di possesso del nostro parco, ulteriore presa di possesso del nostro parco, con nuovamente le nostre colazioni letterarie, però questa volta legate alla dipintura collettiva delle panchine che sono state installate dai residenti decenni fa e che dipingeremo per manutenerle, per renderle più belle ed ospitali, perché le panchine sono spazi di libertà, e in quell'occasione leggeremo e commenteremo alcune pagine
di un bellissimo libro che è Panchine di Beppe Sebaste, e faremo un omaggio a questo scrittore scomparso a fine aprile. E poi continueremo con le nostre cene appunto di quartiere e le nostre iniziative che interessano appunto la vita di quartiere, insomma. Ecco, però quelle più prossime sono queste. Senti, nel rapporto con l'amministrazione comunale, come vi ponete? Collaborazione, confronto o anche scontro se serve? Del dialogo, il conflitto fa parte del dialogo, quindi se dovrà esserci, di sicuro non ci tireremo indietro, ma finora non ci sono stati motivi di scontro. Anzi, l'amministrazione comunale alla nostra richiesta di illuminazione del parco ha risposto immediatamente illuminandolo, e quindi questo dimostra che la formula del comitato civico può avere, quando le relazioni con l'amministrazione sono buone, può sortire dei risultati di fatto concreti, mentre invece non posso dire altrettanto delle nostre richieste di sottoscrivere dei patti di collaborazione che sono rimaste ancora sul tavolo e che spero appunto l'amministrazione prenda in considerazione. Finora no, si sono detti disponibili, ma non c'è stata alcuna azione concreta. Mentre invece l'azione concreta c'è quando c'è, per esempio, la richiesta da parte nostra di provvedere allo sfalcio del parato in occasione di eventi. Quella c'è, senz'altro, sono molto puntuali in questo, e nelle azioni, diciamo, che riguardano un po' la sicurezza, perché è uno dei temi che hanno, diciamo, adoperato per la loro campagna elettorale. Manca tutta la parte viva della partecipazione, che si costruisce anche attraverso i patti di collaborazione, la cogestione, il bilancio partecipativo, sono tutte diciamo richieste che noi abbiamo formulato, e ce ne sono anche altre che attengono alla sicurezza e alla stradale e alle strutture. Noi abbiamo un manto stradale che è minato dalle radici affioranti, con delle situazioni di pericolosità. Abbiamo quindi delle necessità concrete, abbiamo anche degli immobili che in parte sono privati, in parte sono pubblici, che versano in uno stato di abbandono e che sono abitati, e dunque i residenti ci hanno chiesto ultimamente di intervenire come soggetto di mediazione, e quindi noi ci auguriamo di poter diventare formalmente un soggetto di mediazione. Dovremmo imparare anche noi ad esserlo, però ecco, diciamo, l'intervento sul fronte della sicurezza c'è stato, del decoro c'è stato, del resto sono dei temi cari a questa amministrazione. Sul piano della partecipazione stiamo ancora aspettando, ma siamo fiduciosi. Riccardo, c'è mai stata una promessa politica non mantenuta sul Borgoina, e se sì, chi era il soggetto in No, questione? promesse non ne abbiamo né chieste né ce ne hanno fatte. Noi siamo sempre andati a chiedere delle cose concrete, e al di là dei patti di collaborazione che erano appunto nelle intenzioni di questa amministrazione, che so che poi ha riscritto o deve riscrivere, non lo so, il regolamento appunto che li norma. Ecco, direi questo aspetto è rimasto un po' così irrisolto. Però promesse inevase no, perché non ne abbiamo chieste nemmeno noi, insomma. C'è un tema magari poco discusso che secondo te riguarda il Borgolina, ma che meriterebbe molta più attenzione dal pubblico? Sì, il tema sempre generale è la morfologia della città e della socialità. Questo è il tema, la porosità del territorio, che consenta alle fasce anche più deboli di intervenire attivamente nelle zone e negli ambiti in cui può intervenire. Questo è un grande tema. L'allontanamento anche della politica dai cittadini è dovuto al fatto che non c'è porosità, e la dobbiamo promuovere. I territori vanno aperti, non devono essere concepiti come degli spazi chiusi da contingentare e appunto da circoscrivere in isole che non comunicano tra loro. Il territorio va aperto, a mio parere, perché questo è un modello di
diciamo, di città che funziona, che crea, che genera benessere. E Riccardo, se dovessi immaginare il Borgo Ina tra 5 o 10 anni, come lo vorresti vedere? Io vorrei vedere un Borgo Ina che viene valorizzato in quanto borgo della nostra storia recente, che viene valorizzato sul piano architettonico, urbanistico. Un borgo che ha stabilito con l'amministrazione dei patti di collaborazione per la cogestione degli spazi comuni, del bene comune, che ha consolidato dei rapporti anche con Ater, che è proprietaria di alcuni degli immobili presenti qui nel nostro borgo, in modo da renderci, ecco, partecipi nella cura di immobili che spesso sono, e di case che sono spesso assegnate alle fasce più deboli della popolazione. Vedo un borgo che ha stabilito non solo con l'amministrazione, ma anche con le associazioni che si occupano di sociale e di cultura, delle consolidate pratiche di collaborazione, in modo tale che il borgo diventi anche un centro e un laboratorio di riflessione su nuovi modi di abitare. Una domanda diretta. Questa esperienza potrebbe un domani essere un trampolino di lancio per la tua entrata in politica personale? Allora, no, perché non è un progetto personale, ma è un invito urgente che che noi facciamo a tutte le forze, chiaramente politiche, di ispirazione costituzionale e democratica, di smettere di agire per schemi astratti o linguaggi specializzati e di rivolgersi direttamente ai cittadini che vengono sistematicamente esclusi. La democrazia non funziona se non aderisce al bisogno, anche ovviamente al bisogno dei cittadini. Bisogna ripensare la nostra azione e partire dalle necessità della comunità, perché la politica deve tornare ad un significato etico originario. Quindi no, non una mia discesa in campo politico, ma ecco, un'azione di stimolo, di sprone verso chi la politica la fa, per così un invito ad aderire ai bisogni delle comunità. Riccardo, ne abbiamo parlato un po' per tutta la puntata, ma noi di solito chiudiamo con una domanda, con un'ultima domanda istituzionale in cui chiediamo al nostro ospite se c'è un gesto semplice e concreto che ogni cittadino potrebbe iniziare a fare già domani per migliorare il proprio territorio. Beh sì, certamente parlare con i propri vicini di casa. Questo è un gesto molto semplice, e entrare in relazione con loro, chiedere quali sono i bisogni dei nostri vicini, e se è il caso, e se i bisogni appunto sono comuni, provare a così rispondere tutti insieme, a chiedere che siano soddisfatti tutti insieme. Ecco, quindi direi che la prima azione è parlare con i propri vicini di casa, ecco, rompere un po' l'architettura relazionale consueta. Ecco. Bene, anche per questa sera abbiamo finito. Ringraziamo Riccardo per essere stato con noi a Perseghi su Radio Nostra. Ciao a tutti, ciao, grazie Riccardo, ciao Davide e ciao Gianluigi. Grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao. Perseghi sul filo dell'onda, Radio Nostra che accende la sonda, polpa dolce che sembra un bacio, nocciolo duro diritto in faccia. C'è Davide che incastra le frasi, fa domande che pungono quasi, Roberto rilancia, sorride, scava sotto le frasi tranquille. E alla regia c'è Gianluigi che sorveglia i respiri e i litigi, un pulsante silenzio sospeso, un sorriso ed è fuoco acceso. Perseghi, metti a nudo la
la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Persegui che ti prende per la giacca, ti fa ridere e poi spiazza qui su Radio Nostra. Eccoci, entrano i grandi discorsi, tra promesse e numeri corsi, ma nel piatto restano i fatti e le frasi che scappano a tratti. Come mai che non molla la presa? Chi ci guadagna? Domanda sospesa. Ogni ospite sente il calore di una pesca matura al sapore. Persegui, mette a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Persegui, se ti siedi alla sua tavola non c'è scusa che si salva qui su Radio Nostra. Eccoci, tra una risata e un imbarazzo scivola via ogni velo di ghiaccio, e se una frase rimane strozzata, Persegui torna, la serve tagliata. Persegui, mette a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Persegui, una fetta di verità che ti resta in gola e sa di Radio Nostra. Eccoci qua.